Una vera e propria bomba è esplosa questa sera a Napoli e per voi, appassionati tifosi del nostro club. Siamo qui con un aggiornamento che sta scuotendo il calcio europeo dietro le quinte. Come sempre. Qui sul canale troverete le informazioni più scottanti da dietro le quinte del mercato dei trasferimenti. Quindi lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Perché il nome di Victor Osimhen è tornato sotto i riflettori. E ora con dettagli che potrebbero cambiare completamente il futuro dell'attacco napoletano. Victor Osimhen, 26 anni, in prestito al Galatasaray fino a giugno 2025. Sta vivendo una delle fasi migliori della sua carriera. Con 20 gol in 22 presenze in Super League, oltre a presenze di spicco in Europa League. L'attaccante nigeriano ha offerto prestazioni di altissimo livello, attirando l'attenzione di colossi come Manchester United, Chelsea e Liverpool. Nonostante abbia rinnovato il contratto con il Napoli fino al 2026, la decisione di non inserirlo nella lista della Serie A e di cederlo in prestito al calcio turco, dopo l'arrivo di Romelu Lukaku, è stato un chiaro segnale che il ciclo di Osimhen a Napoli si avvia verso la fine definitiva. Il prestito al Galatasaray prevede una clausola di opzione di acquisto da 75 milioni di euro, valida fino alla scadenza dell'attuale contratto. Ma dietro le quinte sembra che il desiderio di Osimhen sia quello di tornare in Premier League, dove ha sempre manifestato interesse a giocare. Ed è in questo contesto che il Manchester United avrebbe avanzato nella trattativa, con voci di un accordo di massima già firmato per l'estate del 2025. Il Napoli, dal canto suo, sarebbe disposto a cedere il giocatore per una cifra compresa tra i 62 e i 75 milioni di euro. E starebbe addirittura valutando un possibile scambio con l'attaccante Rasmus Jlund, giovane danese che piace al tecnico Antonio Conte. Nel frattempo, Osimhen continua a concentrarsi sul presente, difendendo il Galatasaray con determinazione e regolarità, ma con l'obiettivo di un ritorno trionfale al centro del calcio europeo. Con il suo nome nel mirino dei migliori club inglesi e la pressione di un mercato multimiliardario, il futuro dell'attaccante sta diventando sempre più chiaro, e sembra essere molto lontano da Napoli. E ora vogliamo sapere da voi, tifosi del Napoli. Pensate che Osimhen debba tornare al club o è il momento giusto per venderlo? E nel caso di uno scambio con Jlund, sarebbe un buon affare per il nostro progetto a lungo termine? Commentate la vostra opinione qui sotto e, ovviamente, lasciate un super ringraziamento per rafforzare il canale e continuare a ricevere tutti gli aggiornamenti dal nostro glorioso Napoli.